StreetNews.it è qui presente per Non ci ferma nessuno con Luca Bete, il tour motivazionale per i giovani ragazzi che tentano di seguire i propri sogni riuscendoci. Luca, tu hai cercato di realizzare i tuoi sogni, ma c'è qualcosa che vorresti ancora fare o ti senti ormai realizzato? Ma i sogni vengono proprio fuori così, giorno dopo giorno, camminando, incontrandosi. Oggi siamo qui, ci sono tanti ragazzi intorno e pensavo che Striscia fosse il mio obiettivo nella vita, mentre invece ho capito poi camminando, sperimentandomi, che se ne poteva aggiungere un altro. L'altro che ho aggiunto è quello di girare l'Italia incontrando i ragazzi, parlando di coraggio, parlando di sogni, parlando di tante cose belle che servono a loro, ma che servono anche a me, perché da ogni incontro io esco sempre un po' arricchito. E il fatto di donare a loro magari una prospettiva nuova per inseguire il proprio sogno e per provare poi a raggiungerlo, ecco, fa bene anche a me. Quindi donare molto spesso fa bene anche a chi dona. E invece cosa provi quando sei sul palco a parlare a questi ragazzi che vengono qui ad ascoltarti con interesse? È sempre bellissimo perché poi racconto la mia storia e ogni volta che la racconto esce fuori sempre un passaggio, un aneddoto, una cosa che magari mi ero dimenticato. Io devo molto ai bambini che mi hanno aiutato a diventare un clown e da clown poi sono diventato quello della televisione e devo tantissimo ai ragazzi delle università perché loro mi hanno fatto scoprire tante piccole cose, tanti angoli inesplorati anche di me stesso che praticamente sono importanti. Quindi è un continuo viaggiare in questo percorso che faccio con entusiasmo, con gioia e soprattutto lo faccio con il mio dentifricio, questa pasta dentifricio dei miracoli che consiglio a tutti quanti, ragazzi. Qual è invece il messaggio che vorresti trasmettere a questi ragazzi oggi, ma anche agli altri che hai incontrato e che incontrerai? Ma che i sogni servono per stare meglio, servono per avere un obiettivo nella vita. I sogni sono dei treni in corsa che bisogna cogliere al volo, che bisogna inseguire, che magari quando poi il treno ti passa davanti e non riesci a coglierlo non è la fine del mondo. Magari se ti impegni al prossimo giro facendo tesoro dell'esperienza fatta, del fallimento precedente, magari puoi diventare bravo a salire proprio su quel treno. Noi chiediamo solo un'ultima cosa, un saluto agli amici di Street News con tutto il tuo gruppo. Popolo di Street News, noi siamo qua per dirvi non ci ferma nessuno, lo dico io e lo dicono anche loro. 3, 2, 1. Non ci ferma nessuno!